Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Era da un po' che non pubblicavo qualcosa perché ho avuto un periodo un po' non tanto facile a livello fisico, ma mi sto riprendendo molto bene e sto tornando alla grande. Questa è la prima uscita, infatti dopo lungo tempo mi faccio una piccola passeggiata qui poco lontano da casa mia, in località Altavilla, e oggi ne approfitto perché mi piacerebbe anche mostrarvi un po' l'attrezzatura che uso e come praticamente giro i video. Insomma, magari può essere una cosa interessante, dato che comunque sono attrezzature molto semplici, sono attrezzature che però mi danno soddisfazione e le uso sempre molto volentieri. Tra l'altro c'è una nuova chicca che spero presto di riuscire ad utilizzare al meglio, e quindi mi faccio questo piccolo girettino e poi vi racconto un po' che cosa sto anche utilizzando e vi racconto com'è la ripresa e il tornare a poter camminare, tornare qui sui miei colli. Devo dire la verità e niente, mi sento anche di ringraziarvi, perché comunque nonostante il mio silenzio, nonostante le settimane passate senza aver pubblicato un video, ho visto che i video pubblicati precedentemente stanno andando bene, per quello che è un po' il mio standard, per quello che è un po' la mia aspettativa, e nonostante tutto, nonostante non abbia pubblicato nient'altro, parecchie persone ci sono iscritte, e la cosa che mi premeva di più è di ringraziare tutte quelle persone che non fanno parte della cerchia di amici, che non fanno parte della cerchia di conoscenti, che si sono avvicinate al canale. Quindi a tutti quanti dico che presto tornerò in forma smagliante e sarò pronto a portarvi con me nei vari cammini, nei vari viaggi, nei vari trekking che non vedo l'ora di fare e che ho già in programma. In parecchi privatamente mi avete chiesto con che cosa faccio le riprese. Allora, io come camera principale uso un Osmo Pocket, questo qui con cui sto facendo le riprese adesso, e uso talvolta la GoPro, specie quando ho da fare riprese un po' più sportive, ma la sorpresa di oggi e il regalo che mi sono fatto in questo periodo è questa cosina qui. Ho deciso di prendermi un drone e mi servirà del tempo per imparare, mi servirà aumentare la mia capacità anche da quel punto di vista lì, e spero che la produttività migliori e i video siano sempre più gradevoli sul canale. Ecco, questa era un po' la novità che mi piaceva proporvi oggi.
inesperto totale, insomma ho voluto fare questo primissimo volo con voi per farvi vedere il mezzo, per farvi vedere le potenzialità. Non so se si siano viste, ma comunque il DJI Mini 2 è un prodotto conosciutissimo, un prodotto che sta andando veramente fortissimo nella flotta dei droni DJI. È uno di quei droni che per guidarli non servono patentini vari e quindi è un po' accessibile a tutti, diciamo così. E la cosa bella, insomma, che mi sta dando dei nuovi stimoli su cui lavorare e nuove, speriamo, skills future. Questo era veramente il primissimo volo e spero in futuro di migliorare molto. Adesso mi dirigo verso la macchina perché comunque sono ancora in fase di recupero e niente, questo mi fa dire che in questo periodo quello che ho riflettuto e che ho ragionato è proprio il valore in primis del tempo, perché veramente molto spesso dedichiamo troppo tempo a delle cose inutili, delle cose superflue, dedichiamo troppo tempo a quello che sono le dinamiche di routine, quando in realtà la bellezza di valorizzare il tempo è unirla alla bellezza di valorizzare il nostro talento. Quindi a tutti quanti invito veramente di ricercare il proprio talento prima di tutto e investire il proprio tempo nei propri sogni. Questo è quello che mi viene da dire dopo questo periodo un po' così sfortunato, difficile. Trovate voi quello che è la parola giusta. A me non piace piangermi addosso, anzi mi piace sempre reagire ed avere entusiasmo e stimoli nuovi. Bene, io da Altavilla vi saluto, vi auguro un buon proseguimento. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale che mi fa sempre piacere poter crescere, e se avete dei commenti o dei consigli da mettere qua sotto scrivetemi pure, che sono sempre molto curioso di sapere cosa ne pensate. E se vi va ditemi anche se siete dei videomaker, degli youtuber, così, che attrezzatura usate voi, che così ci si confronta e si può crescere insieme. Nel frattempo io vi saluto, ci vediamo alla prossima, sperando di sapere pilotare anche questo piccolo affarino molto divertente. Ciao a tutti!